Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, all'ULSS 4 si è fatto il punto della situazione del territorio in una conferenza stampa alla presenza del direttore generale Carlo Bramezza, il direttore del pronto soccorso Mattia Quarta, il comandante della compagnia carabinieri di San Donà di Piave Daniele Brasi e il presidente del centro antiviolenza La Magnolia Roberto Bellio. Sebbene il quadro illustrato sulla violenza di genere sia in leggero calo, risulta comunque a livelli per i quali va mantenuta la massima attenzione. Ma la sedia rossa l'abbiamo posta già dall'inizio del mese all'ingresso di tutti i nostri 3 ospedali di San Donà, Portogruaro e Jesolo, all'interno dei nostri distretti sociosanitari, proprio perché vogliamo partecipare attivamente a questa giornata, a questo momento in cui tutti devono essere consapevoli che l'eliminazione della violenza sulle donne è un obiettivo al quale si può arrivare. Dai dati enunciati sul 2019, i carabinieri di San Donà di Piave hanno rilevato 22 casi di violenza a cui hanno fatto seguito 22 denunce a piede libero e un arresto, mentre le donne seguite dai servizi territoriali dell'ULSS 4 tra il 2018 e il 2019 sono state 78, una decina sono stati invece i casi di violenza sessuale registrati dal pronto soccorso sandonatese. Riconoscere il paziente è molto importante perché non sempre viene dichiarata in modo esplicito la violenza. I nostri triagisti, oltre a dover riconoscere qual è l'urgenza clinica del caso, cercano di screenare degli elementi anche solo di sospetto. In quel caso si attiva un percorso che è appunto l'inizio di un percorso integrato dell'azienda in cui si cerca di attivare sia il conforto della persona per il lato psicologico sia quello clinico, sottraendola soprattutto al rischio di interazione con chi è la fonte dell'abuso, della violenza. E poi in base alle esigenze il percorso si sviluppa soprattutto creando i presupposti di una dimissione protetta, lì dove soprattutto emergono quegli elementi che ci segnalano un rischio maggiore per la persona, soprattutto quando gli eventi di abuso sono ripetuti, quando si manifestano in famiglia o addirittura al di fuori della casa, quando c'è una minaccia di morte, se ci sono abusi anche di alcol, di droghe. Ci sono tutti questi elementi di rischio che ci fanno considerare, oltre alla dichiarazione stessa della persona che non vuole rientrare a casa per il timore. In quel caso, indipendentemente da qual è il bisogno clinico che magari si riesce ad esaudire in un tempo relativamente breve, la persona rimane in protezione da parte dell'azienda in vari modi e comunque in ambienti isolati, fino alla connessione con il territorio, quindi all'aggancio al consultorio o direttamente alle strutture come la Magnolia.